Io penso che questo convegno sia stato un grosso successo, perché già a metà mattina ho visto che c'è stato degli applausi al nostro Galan, al nostro Gava, che veramente hanno fatto delle cose eccellenti. Si è parlato di argomenti toccanti che tocca tutte le piccole e medie industrie con grande ardore, anche si è parlato. Noi abbiamo una straordinaria opportunità, la collocazione geografica. Se non ci chiudiamo, se non abbiamo questi miti sciocchi dell'autarchia, della difesa, dei dazi, del filo spinato, se siamo aperti al mondo noi abbiamo la collocazione geografica che può aiutarci maggiormente e quindi per davvero una posizione che ci favorisce nei commerci, nel poter cogliere delle opportunità in tutto il mondo ancora meglio di prima. Il Veneto è una delle regioni che ha reagito in modo migliore e più attivo alla nuova congiuntura internazionale. I dati ci dicono che nonostante le profezie di declino che vengono fatte in modo ricorrente, in realtà poi questa regione ha avuto una sua vivace reazione sul piano delle esportazioni, delle performance e quindi in qualche misura non ci siamo focalizzati su quelle cose tradizionali, statiche, conservatrici come in qualche modo si aveva timore. Qui abbiamo avuto un convegno molto interessante in cui abbiamo messo insieme alla prova il Veneto, l'Europa industriale, pubblica amministrazione, dando la prova che chi lavora in squadra può farcela e i fondi europei servono se gestiti bene e soprattutto che qui Galan, Presidente della Regione e i suoi sono seri a favore di business, ma anche che ci sono grandi imprenditori da Marzotto e Rana e Carraro che vogliono fare la parte sua. Credo che il potenziale dell'Italia sia tutti i giorni, poi siamo a Venezia, dico tutti i giorni sotto gli occhi di tutto il mondo, si tratta di avere la capacità di, secondo me, coordinarsi, probabilmente solo l'efficientamento per un miglior coordinamento e sinergia, solo quello dovrebbe poter portare un effetto, una ricaduta positiva su tutto il sistema. Sono esaminati tutta la situazione relativa allo sviluppo della nostra impresa, ma in particolare mi pare che si sia focalizzato il tema sulla necessità di investire molto sull'innovazione, sulla tecnologia, mantenendo al centro ovviamente la risorsa umana, quella della formazione, dello studio e della conoscenza.